qua parliamo di investimenti in tecnologia, ma in formazione. I soldi dove li troviamo? No, ma infatti non vorrei sembrare, diciamo, quello che porta un po', no, di non entusiasmo al ragionamento. No, è meglio essere concreti e fare della confronti con la realtà. cioè, io ringrazio ovviamente Confartigianato per questo invito e cerco di, diciamo, fare un piccolo intervento basato soprattutto su perché l'innovazione collegata alla tradizione è straordinariamente importante. È il caso personale di Artigiancassa, cioè 5 anni fa, se qualcuno avesse detto che nel 2014 Artigiancassa fosse stata qui a parlare di 25.000 aziende finanziate in un anno per circa 700 milioni di euro per gli artigiani soltanto, in un momento in cui il credito all'artigiano si è ridotto di 11 miliardi di euro in 4 anni, nessuno ci avrebbe creduto. Lo abbiamo fatto perché nel 2009, grazie all'innovazione, abbiamo pensato che forse era il momento di dare la banca in mano alle imprese, alle associazioni di categoria artigiana e ai confini sul territorio. Qui noi abbiamo dato degli sportelli web alle associazioni e ai confini, quindi non alla banca tradizionale, e 25.000 imprese quest'anno presso questi signori delle associazioni dei confini, quindi non banche, hanno avuto questi finanziamenti. Avete disintermediato in qualche modo? Mi sembra che sia stata forse una situazione disperata nel 2009, visto anche il momento, diciamo, che stava attraversando l'economia e quindi anche le banche, per realmente disintermediare, perché arriveremo al concetto poi dei finanziamenti alternativi per queste tipologie di imprese, però è la dimostrazione che nella tradizione, cioè un brand Artigiancassa che in pratica ha finanziato 2 milioni di operazioni in 50 anni e poteva scomparire se non avesse sostituito una linea di business che era quella dell'agevolato tradizionale con un modo di fare banca tradizionale, dando in mano alle associazioni di categoria e ai confini, perché sono stati elementi straordinari in questo periodo, a fare questa innovazione. Quindi è un'esperienza personale, perché io ero andato in Artigiancassa fondamentalmente per ristrutturare in maniera negativa l'azienda, e questa opportunità oggi, dopo 5 anni, in un momento in cui, ripeto, le imprese artigiane hanno ridotto, cioè le banche hanno ridotto crediti per 11 miliardi di euro alle imprese artigiane, quindi 14% rispetto a un credit crunch complessivo del 4%, e quindi credo che questo sia un caso di necessità di innovare. Il secondo obiettivo che mi volevo porre era quello di cercare di sostenere il fatto che senza fiducia e senza diciamo, è completamente in maniera difforme dalla resistenza al cambiamento, così come le imprese artigiane negli anni hanno fatto grande i territori, e il Veneto è un caso straordinario, non faranno grande anche dopo, perché in pratica non è la resistenza al cambiamento, la digitalizzazione, quello che può fermare l'imprenditoria, diciamo, artigiana. Terzo caso, a questo punto incomincio a parlare di soldi. Bruttissimo argomento, ma credo che sia fondamentale incominciare a ragionare con logiche un pochino diverse. Premesso che quando parliamo di digitalizzazione, una banca ha 2 tipi di criticità. La prima è che gli cambia proprio tutto come azienda, cioè tra qualche anno le banche avranno il 50% degli sportelli bancari sul territorio in meno, avranno tantissime attività che non faranno più, avranno la necessità di dare dei servizi completamente diversi, perché il digitale porta a una esigenza di servizio straordinariamente migliore, no? Perché questo è quello che si sta verificando. Quindi la banca ha già una criticità formidabile derivante dall'impatto del digitale. Ma la seconda criticità è che le imprese, loro, stanno cambiando radicalmente. Forse non se ne accorgono neanche, ma stanno cambiando radicalmente, quindi sta cambiando proprio il modo di fare banca. Noi operiamo esclusivamente per le imprese artigiane, quindi diciamo il nostro target è proprio questo. L'unico modo per
modificare, diciamo, questo approccio e che anche il linguaggio nostro sia molto simile a quello della signora che mi ha anticipato, che mi ha preceduto. Ovviamente non certo in termini di prodotto, ma in termini di logica e di vision. Faccio un esempio. Se voi andate in banca fino a qualche anno fa e dicevate che dovevate comprare il capannone, era l'operazione che la banca apprezzava di più. Oh caspita, compro il capannone, si immobilizza, facciamo un bel mutuo, siamo sicuri che poi l'azienda cresce e via. Mi sembra che di capannoni qui non ne abbiamo parlato oggi, no? E mi sembra anche che il capannone forse oggi sia un bene strumentale rispetto, diciamo, anzi chi compra i capannoni forse oggi, no? In termini di investimento non è come prima. Ecco, parliamo di, non so, fideiussioni, no? Cioè, l'azienda va in banca e in pratica c'è sempre risorse, ok? I banchi sono le fideiussioni che devono garantire, ci sono altre forme. Beh, mi sembra che qui oggi non credo che, diciamo, la signora vada con questi ragionamenti in una banca tradizionale a fare quei ragionamenti magari pensando, dice no guardi, mi faccio un attimino capire cosa fa suo padre, cosa fa sua madre. Adesso faccio un esempio, scusi se la prendo come... Allora forse magari la signora, come d'altronde fa mia figlia, va su internet e comincia a vedere, ok, mi dà un finanziamento, come faccio a prendere 10.000 euro? Perché qui, signori, stiamo parlando di importi anche contenuti, ok? Quindi a questo punto lui comincia ad andare e comincia a vedere, ok, questa è una banca digitale, vado lì e poi dice, ok, bene, ti ho censito e vieni allo sportello però, perché in pratica non puoi mica parlare di soldi su internet, no? Ok, perché è bene dire proprio tutto quello che succede. Bene. Quindi o si cambia linguaggio oppure è difficile atterrare queste logiche se non attraverso forme alternative di finanziamento. Altro concetto importante è che il digitale non è soltanto l'azienda startup. Purtroppo c'è questa forma mentis che nelle banche, perché nelle banche due parole non devi usare, guarda ti consiglio per entrare. Il primo, voglio un consolidamento, e il secondo, sono una startup. Ecco, già ti poni male, no? Nei confronti delle cose. Adesso cerco di scherzare per dire però che o si cambia insieme, ecco il concetto di sistema che Confartigianato Veneto negli anni ha fatto e che oggi si trova ad avere, come posso dire, i benefici di queste logiche. Allora, vista la situazione difficile, vista la necessità di fiducia, o si fa sistema e si impara dagli errori del passato, oppure c'è il rischio che tutto questo approccio digitale arrivi al punto, diciamo, del che cosa abbiamo fatto noi. Ovviamente noi siamo una banca, dire diversa è brutto perché magari qualcuno può pensare, siamo una banca che segue soltanto le imprese artigiane, quindi siamo una banca dove all'interno abbiamo anche come soci le confederazioni di categoria, quindi abbiamo cercato di fare un ragionamento diverso. L'idea è quella di evitare la resistenza al cambiamento del cliente nell'acquistare la stampante, cioè io lo compro, spendo 10.000 euro per il taglio mi sembra sia questo, e se poi dopo non lo uso? E se poi dopo non sono capace? Allora che cosa abbiamo detto? Beh, allora non preoccuparti, l'azienda ti dà la stampante in prova per un po' di mesi, noi ti diamo già la delibera di finanziamento, qualora tu dovessi non trovarti bene e restituire la stampante, noi in pratica non ti percepiamo alcuna spesa, non andiamo avanti sul finanziamento e quindi in pratica per te nulla cambia rispetto a questo. Non so se sono riuscito a spiegarmi sull'approccio, non è un approccio bancario, no? Se vai in banca a fare un discorso del genere, cioè io dover vedere, fare il contratto con l'impresa per quanto riguarda non è solo un approccio, diciamo una filosofia di base, si sta traducendo anche in prodotti specifici dedicati all'innovazione. No, sono proprio, questo è un esempio di un discorso un po' più complesso che stiamo cercando di fare, cioè quello di in pratica facilitare la digitalizzazione dell'azienda. Che significa facilitare? Significa creare una piattaforma con Confartigianato che di fatto consente all'impresa artigiana di cercare di farsi un check-up di
necessità di digitalizzazione e attraverso le imprese socie di Confartigianato che sviluppano siti, sviluppano dematerializzazione, sviluppano cloud, sviluppano, ovviamente se non sono imprese artigiane ci pensiamo noi attraverso le nostre, diciamo, relazioni, sviluppano e-commerce, sviluppano sistemi di pagamenti innovativi, cioè di fatto cerchiamo di far capire all'impresa subito che cosa significa se la tua azienda si digitalizza. Quindi la digitalizzazione, io ho qui un po' di dati ma poi tanto la lascio nella cartellina. La digitalizzazione oggi, cioè sono le 4 milioni di imprese PMI, 30% soltanto al sito, ok? Il sito è soltanto ovviamente una parte di tutto il ragionamento, quindi l'idea era quella di cercare di aiutare le imprese, ovviamente socie delle confederazioni di categoria a cui sono soci di Artigiancassa, cercando di unire l'impresa artigiana che fornisce questi servizi all'impresa artigiana che ha necessità di questi servizi. Cioè non si può lasciare in maniera, diciamo, come posso dire, non pianificata un'attività di digitalizzazione. Tanto il futuro è questo, anzi il futuro è già adesso, avete visto quanto il mobile ormai ha superato il computer, quindi io credo che dire che l'impresa artigiana non è digitalizzata, diciamo, oggi forse sono più digitalizzati di quelli che noi pensiamo. Certo. Ecco, allora a questo punto bisogna aiutarli in un discorso complessivo e pensare di fare un ragionamento che collega tutti questi, diciamo, specchietti di argomento che riguardano la digitalizzazione, secondo noi è straordinariamente importante. Questo è quello che stiamo facendo con Confartigianato, lo facciamo a step. Adesso è partito questo accordo qui con Roland, partirà anche con Nikon, stiamo facendo dei ragionamenti di gruppi internazionali e stiamo cercando di valorizzare tutte le imprese ICT che sono artigiane e che possono andare all'estero perché hanno tutti i frutti, e penso che quello che ha detto la signora prima sia una dimostrazione.